È stata una domenica di totale caos a Cervignano del Friuli in un centro per minori stranieri non accompagnati, in linea con quanto accaduto qualche giorno fa a Udine nella casa dell'Immacolata. Un ospite della struttura ha dato in escandescenze accusando altri compagni di avergli rubato il telefonino, aggredendo poi i tre, secondo lui ritenuti responsabili del furto. Si è armato di un pezzo di vetro appuntito dopo aver rotto una porta finestra. Una giovane 29enne, la psicologa dell'associazione che gestisce la struttura, in quel momento responsabile della stessa, ha chiamato le forze dell'ordine in maniera molto celere e pronta, portando all'intervento dei carabinieri della stazione locale. La situazione è tornata poi faticosamente sotto controllo, ma si è conclusa con 4 denunce, 3 ai danni dei presunti autori del furto, tutti ragazzi del 2006, un egiziano e 2 pakistani, mentre la quarta è stata sporta dalla stessa psicologa per danneggiamenti alla struttura nei confronti dell'aggressore, che è stato trasferito in via precauzionale in quel di Palmanova, in un'altra struttura gestita dalla Croce Rossa.